Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Radio Veneto Agricoltura. Domani, venerdì 29 novembre, a Legnaro, qui a Legnaro in provincia di Padova, alla Corte Benedettina, si terrà un importante convegno promosso dalla Regione Veneto, il valore del PSR Veneto, risultati ed effetti nella prospettiva della PAC 2021-2027. Un argomento veramente importante per fare il punto su quanto è stato fatto dal PSR, cioè dal Programma di Sviluppo Rurale Veneto, nel periodo attuale, cioè 2014-2021, ma soprattutto come la Regione si sta organizzando in vista della prossima programmazione 2021-2027. Per parlare di questo, meglio che il dottor Franco Contarin, che è il direttore dell'autorità di gestione del PSR della Regione Veneto, non potevamo avere, quindi meglio di così. Grazie. Ricordo che lo avevamo già incontrato proprio all'inizio dell'anno, ma oggi, adesso proprio alla vigilia di questo importante appuntamento, che inizia domani alle ore 9 in Corte Benedettina, come dicevo, faremo un po' il punto, la Regione farà un po' il punto. Ma, dottor Contarin, qual è il valore del PSR Veneto, intanto, riprendendo il titolo dell'incontro di domani? Grazie dell'opportunità e grazie della domanda. Allora, sarebbe banale ridurre il valore del PSR alla sua dotazione finanziaria, che è comunque una dotazione rilevante, 1.169 milioni di euro o 1 miliardo e 169 milioni di euro. Il valore vero non sta in questo numero, ma sta nei numeri conseguenti a questo numero. In questo momento abbiamo avuto 1428 nuovi giovani agricoltori che si sono insediati con l'aiuto del tipo di intervento 611 del nostro PSR con il pacchetto giovani. Abbiamo circa 2500-2700 aziende agricole che stanno realizzando progetti di investimento, molti dei quali hanno un impatto ambientale notevole in termini di riduzione delle emissioni, di miglioramento del rapporto in termini di uso più efficiente dei fertilizzanti o dei fitofarmaci, e sappiamo che sono temi molto caldi per tutta la cittadinanza. Abbiamo 84.000 ettari circa di superficie sotto impegni agroclimatico-ambientali. Il PSR sta sostenendo 1000 imprese agricole che applicano il metodo biologico. In questi numeri, dietro a ciascuno di questi numeri ci sta il valore del programma, quindi il valore di uno strumento che non è solo finanza, che non è solo aridi numeri, come ho dovuto comunque citarli, ma rappresenta la dinamica, la vita, la vitalità e la prospettiva verso il futuro, la propensione al futuro di un settore agricolo e agroalimentare che hanno ancora molto da dire. Certo, abbiamo ascoltato questi numeri importanti, tra l'altro. Quali sono le misure che sono risultate più attraenti nella programmazione 2014-2021? Ma guarda, su questo Renzo abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, cioè la gran parte, ma direi su 46 tipi di intervento ne stiamo parlando almeno di oltre 40, tutti i bandi che abbiamo sin qui realizzato, e sono più di 100 bandi, hanno registrato una richiesta superiore alla capacità di finanziamento del programma. Ovviamente le misure di investimento sono quelle che vanno per la maggiore. Abbiamo situazioni in cui al bando del tipo di intervento 411 abbiamo una raccolta di alcune migliaia di domande per ciascun bando, e a fronte delle quali ai noi grosso modo la metà, può essere finanziata. Ma anche l'agroambiente ha avuto una risposta significativa in questa programmazione, ha trovato molta più sensibilità da parte degli agricoltori. Speriamo di avere dotazioni significative anche in futuro per poter dare riscontro a questa, ripeto, propensione all'investimento e all'innovazione che hanno i nostri imprenditori. Certo, domani all'incontro qui di Legnaro ci saranno, ascolteremo le valutazioni, no, del valutatore indipendente AgriConsulting. Valutazioni che ritengo saranno molto importanti anche per preparare la prossima programmazione 2021-2027. Sì, guarda, innanzitutto credo sia giusto sottolineare che non siamo di fronte a un'operazione di facciata o a un passaggio dovuto convenzionale. Per quello che ho potuto vedere io, per quello che hanno potuto vedere i miei valutatori, i miei collaboratori,
I valutatori hanno colto un punto di vista non convenzionale, non usuale, e seguendo la traccia dei quesiti obbligatori che sono posti dal regolamento di riferimento dalla Commissione europea, anche per evidenti ragioni anzi di confrontabilità tra i diversi programmi, ci consegnano delle conclusioni non definitive ma intermedie rispetto a quanto realizzato sin qui con i bandi, con gli investimenti realizzati dai beneficiari del PSR, ci consegnano delle conclusioni molto interessanti, non direi così inaspettate anche per certi versi, che consegnano dei suggerimenti molto utili per il futuro. Quindi l'appuntamento di domani sarà un momento in cui in maniera più divulgativa, in maniera più sintetica, chi parteciperà avrà l'opportunità di sentirsi dire dalla viva voce di questi scienziati, di questi nostri valutatori, cosa viene sottolineato in termini positivi, cosa viene rappresentato in termini di criticità e quindi quali potrebbero essere, diciamo così, i suggerimenti, gli insegnamenti da tenere presenti proprio nel momento in cui predisporremo gli strumenti 2021 e 2027. Bene, adesso tra l'altro sarà la seconda parte dell'incontro di domani, quello, no, di capire dove andrà l'agricoltura del periodo 2021-2027. Sappiamo già tra l'altro che si partirà con un anno di ritardo, cioè nel 2022, ma proprio in queste settimane si stanno delineando proprio le linee guida della prossima programmazione. A questo proposito ricordo a chi ci segue che nell'ultimo numero della newsletter Veneto Agricoltura Europa abbiamo dedicato un ampio spazio proprio alla politica agricola comune del periodo 2021-2027. Si delineano già delle novità per quanto riguarda la prossima programmazione 2021-2027 per la nostra regione, per il Veneto. Quali potrebbero essere le novità più interessanti? Guarda, sotto questo profilo una prima novità è proprio nelle prime cose che hai detto, cioè questo diciamo così, sforamento rispetto al calendario iniziale che voleva la partenza al 2021, al 1° gennaio 2021, in realtà è già una novità di per sé, nel senso che diversamente da quanto avvenne nel 2014, questo anno in più, questo anno ancora necessario per elaborare i programmi, non sarà un anno sprovvisto di risorse. Bisogna essere chiari, la Commissione europea, in particolare appunto DG Agri, hanno elaborato un regolamento che è stato presentato qualche giorno fa, e in questo regolamento si prefigura un allungamento degli strumenti attuali con un'iniezione di risorse quantomeno proporzionale a un'annualità di quanto è stato sin qui utilizzato. Questo vale tanto per il primo pilastro quanto per il secondo pilastro, e questa è già una notizia importante e interessante a fronte della ventilata riduzione di risorse, quindi comunque c'è una certezza della continuità. È importante perché, ricordo qualche anno fa nel passaggio 14-20 dal 7-13 non era altrettanto certa questa situazione. Dal punto di vista invece delle proposte legislative, contengono discrete e importanti novità per la PAC. Innanzitutto un primo elemento di novità e anche importante che noi come Veneto abbiamo onestamente, l'assessore ha onestamente ripreso in termini tanto di opportunità quanto di criticità, è il piano strategico nazionale della PAC. Perché è uno strumento opportuno? Perché diventa una cornice in cui bisogna dare coerenza tanto agli strumenti del primo pilastro quanto a quelli del secondo, tanto agli strumenti di mercato quanto ai più classici strumenti strutturali. Non v'è dubbio che nella fase di programmazione attuale delle incoerenze, delle sovrapposizioni, delle diseconomicità ci sono state nel pensare in maniera separata il pagamento diretto, gli aiuti accoppiati, la gestione delle organizzazioni comuni di mercato e lo sviluppo rurale. Quindi in questa chiave è un'opportunità, una novità positiva. Vediamo il risvolto della medaglia. Quello che temiamo, la criticità, più volte il Veneto si è fatto capofila anche verso le altre regioni, portandole a condividere anche dei documenti presentati alla conferenza Stato-Regioni,
La criticità è quella di vedere in qualche modo lesa la prerogativa costituzionale delle regioni, cioè in Italia il governo dell'agricoltura è presso le regioni, presso le amministrazioni regionali, così statuito dall'articolo 116 della Costituzione, e in qualche modo qualcuno potrebbe essere così tentato di vedere il piano strategico nazionale come un momento di regia unica a governo centrale. Questa è una criticità. Dal punto di vista invece dei contenuti, sicuramente ci troviamo di fronte a una opportuna sottolineatura delle misure che possono avere un impatto positivo sull'ambiente alla luce dei fenomeni emergenti in termini di aggravamento dei cambiamenti climatici e intensificazione dei fenomeni conseguenti. E altro elemento ultimo che io colgo, che personalmente mi colpisce molto, è l'attenzione al cosiddetto ACHIS, un brutto acronimo che in realtà contiene una cosa importantissima anche per il Veneto, e cioè la messa in relazione, la messa a sistema di quello che viene appellato a tendere il sistema delle conoscenze e della divulgazione dell'innovazione del nostro settore. In Veneto, a partire dall'agenzia, da Veneto Agricoltura, abbiamo delle realtà d'eccellenza proprio in questo settore, gli enti formativi, gli organismi di consulenza, i poli universitari, i poli di ricerca. La sfida che ci consegnano le nuove proposte legislative per il 21-27 è quella di mettere in relazione, mettere maggiormente a sistema questi soggetti. Potendo riepilogare in 3 parole la prossima programmazione, noi possiamo auspicare quantomeno che al centro ci siano quindi i giovani, l'innovazione e l'ambiente. Assolutamente. Allora, intanto ringraziamo il dottor Franco Contarin per essere stato qui con noi oggi. Ricordiamo 2 cose. Ovviamente l'incontro, il convegno di domani inizia alle ore 9 in Corte Benedettina, qui a Legnaro, in provincia di Padova, ma ricordiamo anche che tutte le informazioni relative all'agricoltura veneta possono essere reperite sul sito, sul portale Piave, ma anche attraverso i social network, sia Facebook che Twitter, e quindi video, notizie, post a getto continuo, tutti i giorni. Un saluto, un arrivederci alla prossima settimana.